Buon pomeriggio a tutti dal campo sportivo di... Boschi Sant'Anna. E siamo in casa del Bevilacqua per una partita molto importante. Dai ragazzi, Ci siamo, via. Continua il forcing del Bevilacqua all'inizio. Cercheranno ancora palla lunga in mezzo. Eccola, liberano, tiro dal limite, rete! Subito partiti forti ragazzi del Bevilacqua, un pallone messo in mezzo sul quale non siamo riusciti a intervenire, a liberare. Viene saltato dall'avversario diretto, palla al 10 che salta l'avversario diretto, si accentra, va al tiro! Buona parata in due tempi. Pellegrini sulla palla nuovamente, vediamo se riesce a mettere un po' più alta di prima, stavolta sì, la palla è lunga, passa Azzini! No, era dentro! che salta nuovamente l'avversario diretto, si lancia sulla sinistra, buon traversone, liscia la palla al portiere, Magnarello cercava di rimettere in mezzo a prendere più di un fallo, esce Azzini che però perde Rovigo, due contrasti di seguito, palla al centro, fortunatamente mal calciata, palla in verticale, fase confusa, palla in verticale verso Ramazzina che può andare al tiro, rete! Grandissimo gol di Ramazzina! Che diversamente dall'occasione passata, dopo il rimbalzo della palla non ci ha pensato un istante, con un sinistro bellissimo insacca sul secondo palo. Intervento falloso verosimilmente, però l'arbitro lascia correre. Azzini lotta con l'avversario diretto, riesce a conquistare palla. L'appoggio in compagno non trova nessuno, allarga per Pellegrini si accentra, lascia partire al destro, ottima parata. Non sono convinto che tiri per come lo vedo. Palla invece, palla su Ramazzina che cerca di mettere giù il pallone, allarga per Pellegrini, Ramazzina affrontato l'avversario diretto, tiro di sinistra, rete! Ancora Ramazzina, altro sinistro dal limite dell'area, dopo essere riuscito a stoppare e a girarsi non ci pensa due volte e con un ottimo sinistro nuovamente indovina il palo. Riparte il Bevilacqua con un rilancio lungo, sempre sull'out di sinistra. Sì! E andiamo a riposo. In vantaggio. In vantaggio. E ripartiamo. Giocatori tutti schierati al limite dell'area, palla sul primo palo del Bevilacqua, ancora all'esterno di destra, il numero 6 riesce a mettere la palla al centro, non esce il portiere, il numero 4 che si appresta al cross, tiro direttamente in porta, Zago mette giù palla, si propone sulla fascia un avversario, un compagno che non viene servito, palla al centro, per un attimo, buon calcio di punizione per il Rovigo che gioca velocemente il pallone. Polichetti cerca di saltare l'avversario diretto, salta anche l'avversario diretto. Uno sul palo ragazzi, uno sul primo palo, niente, passa il pallone. Mamma mia! Filtra ancora lì, palla c'è, pallone c'è, libera. Movimento in area di rigore, cercano di smarcarsi i giocatori, palla su Fenzi che la prolunga per un istante. Palla in mezzo! Miracolo di Fenzi sull'ennesimo pallone che concediamo. È finita! Palla in mezzo, interviene il Rovigo che riesce a liberare e l'arbitro fischia alla fine della partita. Soffertissimi gli ultimi minuti del Rovigo.